Durante la gara il bambino si è accasciato al suolo e sono intervenuti immediatamente i soccorsi, un'organizzazione tempestiva puntuale di soccorsi veramente puntuali e speriamo che il bambino si riprenda. Sono stati momenti drammatici. Il ragazzino 12 anni delle Fiamme Oro Padova stava correndo dopo essersi riscaldato, come hanno confermato gli organizzatori. Aveva già effettuato oltre la metà del percorso, circa 600 metri, doveva ancora percorrerne altri 400. All'improvviso si è accasciato a terra, il cuore si è fermato. Il dodicenne è stato subito portato fuori dal percorso, tutto sotto gli occhi impietriti del papà che stava guardando la gara. Il bambino non ha più ripreso conoscenza, poi è stato portato in ospedale con l'elicottero. Siamo tutti sotto shock, spiega l'organizzatore del Cross della Vittoria. Sul posto sono intervenuti subito i medici ed i soccorritori. Il Sono medico arrivati nostro di servizio l'ho lasciato 10 minuti fa e guarda, è stato fatto subito, immediatamente tutto quello che si poteva fare. Tra l'altro ho avuto anche il ringraziamento del papà che casualmente era qua, perché non sempre i genitori seguono i figli in queste gare, e il papà ci ha ringraziato come organizzazione per tutto quello che abbiamo fatto e mi dice guarda, era una cosa che se gli succedeva magari andando al parco o andando in giro a passeggio per la città, magari trovava situazioni completamente molto più difficili. Il ragazzino è stato rianimato per oltre un'ora prima di essere trasportato con l'elicottero al Cafoncello di Treviso. La gara è stata subito sospesa ed è ripresa qualche ora dopo. Un ragazzino dei miei che l'ha visto praticamente davanti a lui accasciarsi e non c'è rimasto bene sicuramente. 2 le ambulanze che si trovavano nel percorso di gara, oltre al personale sanitario, era presente un medico. In una manciata di secondi hanno raggiunto il dodicenne, che ora si trova a Treviso in prognosi riservata.